Buon pomeriggio a tutti, buona vigilia di Natale. All'ippodromo Arcoveggio di Bologna si comincia con una prova per femmine di 4 anni non vincitrici di 24.000 euro nella carriera, non partente il numero 7 di Crista. Sono in 6 dietro le ali dell'Autostart per questa prova in cui Crazy Cast è la favorita, è stata giocata sul campo Sherry. E così l'Autostart accende le luci, inizia ad avanzare per portare poi le giumente alla partenza. L'1 Sherry Enrico Bellei, 2 Carisma Manuel Pistone, 3 Crazy Cast Massimiliano Castaldo, 4 Sherry del Nord Marco Stefani, 5 Cornelia OP Luca Lovera, 6 Cur Def Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. E l'Autostart a metà della curva di sinistra inizia a raccogliere le partecipanti, non tocca l'ala Cornelia OP con il numero 5, arriva lanciata più possibile Sherry con il numero allo steccato. Si ritrae dal 6 Cur Def e in partenza è veloce Crazy Cast che va a condurre nei confronti di Sherry del Nord, che parte bene al largo e si posiziona all'esterno della battistrada Crazy Cast. Seconda allo steccato è Sherry, a precedere Carisma, quindi Cornelia OP e Cur Def. Si vanno a completare così i primi 200 metri di corsa con Crazy Cast che ha rallentato il ritmo. C'è 14,8 per i primi 200 e il ritmo che diventa ora più blando sulla retta opposta alle tribune. Crazy Cast in vantaggio in controllo nei confronti di Sherry nella sua scia. Sherry del Nord di fuori, poi Cornelia OP in seconda pariglia a largo, terza allo steccato è Carisma. E alla retroguardia c'è Cur Def, 39 per i primi 400 metri e i 600 che si completano in 46,5. Si viaggia sul piede dell'1 17,5 con la figlia di Philip Rock che guida. Muove in mezzo alla pista Cornelio P che aggira Sherry del Nord e si porta a diretto contatto della leader Crazy Cast, la quale passa in 1,1,7 il mezzo miglio e affronta per l'ultima volta la curva di destra al comando, sempre seguita da Sherry e con al largo invece Cornelia OP. E così il primo chilometro se ne va in 1,16,4 con una frazione in 14,7 per la curva. Crazy Cast in vantaggio, Cornelia OP che prova ad attaccare all'esterno, Sherry lungo lo steccato a una lunghezza. Si muove in mezzo alla pista dalle retrovie Cur Def, la retta opposta alle tribune passata in 14,4, accelerato in maniera decisa Massimiliano Castaldo con Crazy Cast che si mantiene una lunghezza avanti a Cornelio P che continua ad attaccare al largo. Allo steccato c'è Sherry, poi Carisma senza spazio, la piegata conclusiva passata in 14,8, è in vantaggio Crazy Cast, prova ad allungare, Sherry che si infila in open stretch, al largo c'è Cornelio P, Crazy Cast in vantaggio, Sherry e Cornelia che ci provano, Crazy che si difende, Cornelia al largo che attacca sul palo, Crazy Cast si salva da Cornelio P. Mentre per il terzo posto Sherry dovrebbe essersi salvata dal ritorno di Sherry del Nord. 1,15 il ragguaglio cronometrico, 29,5 a chiudere dopo un 29,1 di penultimo quarto. Il successo di Crazy Cast, Massimiliano Castaldo che allena, guida ed è proprietario e anche allevatore della figlia di Philip Rock e Pushkar Khan, che sul palo si difende di un'incollatura dall'attacco esterno di Cornelio P che corre molto bene. Al terzo posto è Sherry, in numeri dovrebbe essere 3-5-1.